Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a Era voi. da un po' che Niceto TV non era al Museo del Calcio Siciliano Nino Doni e abbiamo beh. questo piacere stamattina in Il questa piace- domenica. Il piacere è tutto mio. Allora, sappiamo che ci sono delle new entry, delle nuove donazioni. Ce ne parli? Che devo dire, sempre vengono delle persone, ex giocatori, che mi portano dei bei ricordi. Venga, ci faccia fare questo percorso. Allora, da dove cominciamo? Ma cominciamo per esempio da queste magliette, che l'ho messo così, che l'ho visto al Museo del Calcio del Palermo. E io l'ho fatto tutto così, poi con le luci a LED, e danno un'altra vista, Bellissime, bellissime. Sì. Poi ci sono delle maglie nuove, per esempio l'ultima, queste di Giovanni Castagna, della Spadaforesi. L'altra accanto è il memoriale di Massimino, me l'ha portato Antonio Alacqua di Spadafora, che giocava in tante squadre della Sicilia, no? Igea, Santa Candesi. Sono tutti bei ricordi. Queste sono state donate da poco, quindi? Sì, questi l'ultimo è Giovanni Castagna. Quando? Le ultime quando? 4 giorni fa. Ah, così. bene, proprio recentissime. Sì, recente, sì. Poi tutte le maglie, quella per esempio del Torregrotta, quando ha vinto il campionato la prima volta che è andato in eccellenza. Quella di Granata, Benedetto Granata, con la maglia Pasta Puglisi del Milazzo, che hanno vinto il campionato, Cosimo Scardino, quella maglia numero 5 del Brolo, i giocatori del Brolo che hanno compiuto i 50 anni di attività della gloriosa squadra di Brolo. Nino, ma io ho visto che c'è anche una maglietta storica che ti hanno regalato il numero 1, un grande portiere. Sì, Enzo Di Io l'ho Marco. vista, purtroppo non sono potuto partecipare. Vabbè, me l'ha data Mimmo Previti, che gli ha donata. E quella grigia, giusto? Sì, quella grigia, del Messina. Giocava nel Messina. Vincenzo Di Parma, Sì, poi ce n'ho un'altra due, quella, sì. il numero 1, Numero 1. grigia con bordo giallo-rosso. Sì, giallo-rosso. Sì. Vincenzo Di Parma. Sì, poi c'è la maglia di Paranello quando giocava nel Milazzo e Paranello quando giocava nella Noigea. Una bravissima. E queste sono pure recenti? No, queste no, non sono recenti, no, Ok. 2 mesi fa così. Va. Però tutte Tutte, che non sì. abbiamo ancora ripreso. Sì, no, non sono state riprese, no. Olio Certola San Pietrese, rossa Sì, e nera, allora, quella. la San Piacese, sì, questi me l'ha dati il medico sociale della nazionale Under 20, Papotto, nativo di San Penniceto, che è medico sociale della nazionale Under 20. Quelli sono i maglietti della nazionale. Quella rossa e nera del San Pianiceto forse o no? Quali? Quella rossa e nera. No, questa è la nazionale di San Penniceto è quella. E questa è Simolano sembra. Che me l'ha data da buonasera. E un anno fa, esattamente un Sì. anno fa, Pietro Buonasera. Sì, Pedro Esattamente Buonasera. un anno fa. Poi quella del Messina, del Catania, me l'ha portato Mauro Pitroni, da Messina, e San Pietrese d'Occhi pure, il Lago Lavardina. Questi sono le maglie di Cristiano Parisi, quando giocava nella Cereale. L'abbiamo nel ripreso Milazzo. Cristiano Parisi. Sì, È stato nostro ospite anche Dicevo TV Web. sì. Però, Nino, Sì. lo spazio non basta più. No, questi me l'ha portati tutti i giocatori del Messina. Maurizio Miranda. Maurizio Miranda, quelle sono del Taormina, quando facevano i tornei, e del Messina, quella maglietta la portava pure Bonocuori, la maglietta di Bonocuori. Poi in Che memoriale- sono state donate nel giorno in cui il Messina poi ha fatto lo spareggio con la Jefferson Sì. e quella visita qua ha portato Sì, bene sì, perché il Messina sì, perché hai si è fatto salvato. hai Sì. fatto l'intervista prima. C'era Miranda, Romolo Rossi, Benato. Sì, tutto quelli, sì, tutto a posto. Lo spazio non basta Non più. basta più. Quella maglia me l'ha portato un ragazzino nativo di Monforte che abita a Trapani, mi ha voluto portare questa maglia, numero 10, Donia, Trapani. Che ha incorniciato. Sì. Sono tutte belle maglie,
hanno una certa storia. Allora, però noi sappiamo che lei ci voleva dire anche qualcos'altro, vero? Oltre a farci Sì, vedere ci queste tengo nuove... a dirlo, perché dal primo giorno che ho creato questo museo, grazie pure a Giuseppe e a tutti a Tremonti che hanno fatto tutta la ripresa, ho avuto sempre il pensiero dei giocatori che non ci sono più, sia compagni di gioco e sia avversari, che avevano un rispetto reciproco che viene la pelle d'oca quando ci penso a tutti questi giovani che giocavano con me contro e avversari. Mi ricordo tutti di loro, perché erano gente veramente affettuosi e rispettosi nei miei confronti, e io verso di loro. È Cioè io ho bello. fatto qua un Ricordiamoli, elenco. ricordiamoli. Perché è giusto leggere, perché a mente magari Comunque, sfugge il qualcosino. primo che mi è mancato è stato Vicenzino Bruno di San Pianiceto negli anni 80 che giocava con me. Poi c'era Nina Rizzi di Scala di Torre Rotta, assieme a Salvatore Pavoni di Scala Torre Rotta, che abbiamo vinto il campionato sia nel Giammoro e sia nel Torre Rotta. Poi c'era Nino Pediferro, ci dicevano, Nino Pavoni, che è morto, che era avversario. Poi Marianello Donia di Monforte, grande amico. Non giocava assieme, però nei tornei non erano compagni di squadra. Poi Pierino Medili. I Parisi erano un professore Parisi, di Pace de Mela, Alfredo Parisi, Eugenio Parisi e Carlo Parisi. Erano due fratelli che sono pure morti da molto tempo. Poi Ciccino Russo, grandi giocatori, giocò nel Palermo, Salvatore Sottile di Torre Grotta, Salvatore Celi di Quartieri, giocava con me nella Quartieresi, Pietro Sanò di San Pianiceto, Pippo Massala giocava con me nel Giammoro, nel 64 vincemmo il campionato con il Giammoro, Giuseppe Pollicino, grande compagno pure, ti ricordi Giuseppe Pollicino? Poi autista di autobus. Sì, Pippo Chillè, Cannistrati Pace de Mela, i fratelli Paolo Giunta e Andrea Giunta, Saro Caniglia di Messina che giocava con me nel Torre Cotta, Salvatore Famà, Bonarrico, Pippo Colosi, Nicolino Rizzo e Angelo Marino di Quartiere si Camminò, tutti compagni miei, Cosimo Cirino di Pace de Mela, Ciccino La Rosa, poi c'era Pagano, Urudo ci dicevano, Piero Calogero, Nicola Calogero, Calderone, Melo Calderone e Pallina, Schepesi, Crupi, Angelo Amendolia, grande abbraccio, Amato Mario di Messina, che di Messina giocava con me nella Guarteriesi, di Giovanni Salvatori, Uscannini. Sì. Poi c'era Franco Scibilia, inteso Umeragano, De Tommaso, contrario, giocava nella rappresentativa di Messina, a Messina, con il San Pianiceto. Angelo Costa, un giocatore a età avanzata, giocò con me nel Torre Grotta, lui giocava nel Messina pure. Poi Ciccio Ulattaru, Ciccio Venuto di Pellegrino, Catanese Rocco, mio compagno di squadra per tanto tempo, Tano Personi, il mitico Tano Personi, con il suo fratello Pippo e Don Paolo. Poi Geraci e Anselmo Guzzupè, i due fratelli Nino, che sono morti. Di Barcellona, Biagio Maggio, Nino Irlandesi, Lillo Dore di Barcellona, grandi avversari. Costarellino, Lucia Rizzi, Melo Genovesi, Cammelo Bella, Cirino, tutti di Santa Lucia de Mela. Alibrandi, il dottor Aragona e Vittorio Rundo di Merì, grandi giocatori, grandi persone. Poi c'era Formica, pure di Merì. Di Spadafora, Niosi, Giovanni e Ciccio Paolo, suo fratello. Il mio grande presidente del Torre Grotta, Lopresti. Poi c'era Sofia e Trifilò di Novara Sicilia. Pippo Gitto, un altro Pippo Gitto, no quelli viventi, i due,
di Santa Marina, Nino Grisafulli, giocò con me nel Torrecrotta, e Angelo di Grisafulli di Spadafore, Carmelo Lafarci di Scala Torrecrotta. Abbiamo avuto dei figli ospiti qua. Sì. Poi il mitico Bavastelli, che l'ho avuto nel 64 come allenatore a Giammoro. L'ultimo Pietro Sflameli di Monforti. Questi sono tutti compagni, e quando mi viene la pelle d'oca solo a pensarli che non ci sono più. Grazie Nino, abbiamo fatto un bel tuffo del passato. Sì, e sono contento di averli nominati tutti, perché ogni volta che vedevo qualcuno ci domandavo che dice Tigio, che dice no, è morto, e io mi commuovevo assai. Bei ricordi. Contento. Sono belli ricordi. Da quando ho creato questo museo ho avuto sempre il pensiero di questi belli giovani di me, amici miei, compagni. Ma sa che cosa ci ha insegnato? Che il rispetto non muore mai. No. E quindi Io è sono proprio fatto bello, è proprio bello questo ricordo. E la ringraziamo. No, ringrazio a voi che mi avete dato questa opportunità di ricordare tutti questi miei compagni, perché vedi, sono commosso. Ma questo è un insegnamento per tutti gli amici che ci seguono e per noi stessi. Io non che ero, non ero un grande, poi nel mio piccolo giocai così a titolo amatoriale, non è che io ero professionista, però ho avuto sempre rispetto, perché io nel campo davo un'anima. Ecco, al di là dell'agonismo, sì. il rispetto è al Ci di sopra rispettavamo di ogni uno con gli cosa. altri, sì. Io ero un tipo duro, sì, nel mio tipo di giocare, però non ho fatto male a nessuno, perché io ero deciso, giocavo con amore. Se io per esempio uscivo dal campo con la maglietta non era sudata, gliene di uovo, di sangue, per me non era partita. Grazie per questa lezione di vita. Grazie a voi che mi avete dato questa ultima opportunità. Una nuova ennesima, no opportunità, ultima. No, ultima nel senso Temporanea. per ricordare questi miei compagni che sono. Però non finisce qui, perché abbiamo anche sorprese in arrivo. Quando finisce un ritiro qualche squadra già mi hanno promesso. Non diciamo nulla, però diciamo c'è una squadra sì. professionista, quindi già vuol dire gioca in Lega Pro, che e gli elementi con l'allenatore verranno ospiti al museo. Non diciamo quando, ora sono in ritiro, lasciamoli belli, tranquilli, però già possiamo annunciare, abbiamo nuove novità. novità e cose. E qua Novità. lo spazio È aperto per tutti. lo spazio non basta più, e io l'ho detto già da un paio di mesi che lo spazio era piccolo. Dobbiamo attrezzarci. Che devo fare? Qualcuno mi porta una maglietta, io subito la metto subito. Per lo spazio finito. Ti faccio vedere qua l'ultima Lucentini dei Messina, mi ha dato tutti i stipendi del Messina. Lo pensi tu? Mannocci prendeva 130 euro, 130.000 lire di stipendio, l'allenatore del Messina del 64. I giocatori 55.000 lire di premio. Ora si parla di milioni. Ma tu pensi, al 64 in Messina, guarda che qua, che cosa bella che c'è. Ma che bello veramente. Cioè. Questo me l'ha portato Lucentini da Messina. Lo pensi tu? Questa è storia. Mannocci, l'ultimo campionato cioè, con il Messina. totale era 828.000 lire. Cioè, veramente è un reperto storico importantissimo. Ci fa capire, no, il valore anche, no, delle cose. È il tempo che passa e quanto le cose cambino. Sempre alla grande. Sì. Va bene, e come sempre non finisce qui. Ringrazio i Noddoni, ringrazio la collaboratrice di CTV Web Antonina Amabile. Salutiamo i nostri amici. Grazie e Buona non finisce qui. domenica. Ciao. Grazie.